7 anni e mezzo per una causa civile, udienze rinviate a Venezia addirittura al 2018. Tutto questo nel cuore del nord-est, nonostante la crisi locomotiva d'Italia e alle continue richieste di rinforzare piante organiche ferme agli anni 60-70, come risponde lo Stato italiano? Assumendo 69 nuovi magistrati, 6 destinati a Spoleto, 63 assegnati alla sede di Napoli Nord, dove, ironia della sorte, il tribunale neppure c'è. Forte e rabbiosa la reazione degli avvocati veneti che contro questa decisione hanno presentato un ricorso al TAR del Lazio firmato da Antonio Galletti per conto del presidente dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, il veronese Antonio Francesco Rosa. Uno scandalo che purtroppo era abbastanza preannunciato, dobbiamo dirlo, era il timore che noi avevamo di veder risolvere così gli interventi sulla riforma della giustizia. Un'assurdità, una vera e propria presa in giro, tuona il governatore Zaia, pronto a scendere nel campo di battaglia a fianco degli avvocati. Una decisione che penalizza una regione, ricorda, con un saldo fiscale attivo di 18 miliardi di euro l'anno. Insomma, ancora una volta, Veneto Cenerentola. Nel Veneto la mentalità è quella di essere immediatamente presenti con disponibilità e risorse per cercare di superare i problemi contingenti. Alla fine chi si arrangia supera in qualche modo i problemi, le coperte restano corte, ma in qualche modo si riesce a starci sotto. Contro una giustizia sempre più lenta e inefficiente, gli avvocati stanno incrociando le braccia in questi giorni e fino al 16 luglio. Uno sciopero con adesioni senza pari, l'80%. Peccato, continuano gli avvocati. Da noi per far funzionare la giustizia basterebbe davvero poco. La giustizia in Veneto potrebbe funzionare molto bene, è diretta bene, potrebbe essere gestita meglio, il problema sono le disponibilità di mezzi e di risorse.